Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andremo a esaminare una partita esilarante dove un mocciosetto, un ragazzino, un bambino, chiamiamolo come vogliamo, di 12 anni, che è solamente maestro fide di scacchi, quindi cosa vuoi che sia, è riuscito a disintegrare nel giro di poche mosse un gran maestro con anni e anni e anni di esperienza. Andiamo a vedere quali sono state le mosse che hanno portato a questa disfatta. D4, gioca il bambino, G6, alfiere F4. Alfiere F4 con l'idea di impostare il famoso sistema di Londra, che significa nel tirare fuori l'alfiere camposcuro F4 prima di fare la classica spinta di pedone E3. Dopodiché si giocherà C3, cavallo F3, eccetera, eccetera. Poi chiaramente le mosse possono essere molto dinamiche, ci possono essere inversioni di mosse, ma l'idea di massima è quella di tirare fuori l'alfiere in F4 prima di giocare E3, altrimenti se si gioca subito E3 si ottiene un alfiere poverino che ha poche case dove andare. Ok, alfiere G7, giustamente il nero continua con il proprio sviluppo e 3. Oh, ora finalmente anche questo alfiere ha la sua bella diagonale libera e si tratta solo di capire dove andare. Quando il nero imposta un sistema indiano, cioè alfiere in fianchetto, cavallo in F6, eccetera, eccetera, purtroppo il sistema di Londra, il sistema Colle, sono sistemi che purtroppo non funzionano, poiché dopo che questo alfiere campochiaro fortissimo andrà in D3, da D3 in realtà non avrà nessun tipo di obiettivo d'attacco, poiché l'attacco su G6, come può vedere, non porterà mai a nulla. Quindi non siamo in una situazione di arrocco dove i tre pedoni si trovano ancora sulla settima traversa, dove l'alfiere può attaccare in H7, dove si possono fare diversi tipi di sacrifici, dono greco, eccetera, eccetera. Ma purtroppo questa catena di pedoni del nero è veramente troppo più forte di questo alfiere, quindi questi sistemi contro le difese indiane purtroppo non funzionano. D6, con l'idea di sviluppare il proprio cavallo in D7 e sostenere l'avanzata del pedone in E5 e lottando dunque per il centro. Ti ricordo che le prime mosse di ogni partita devono sempre e sempre, sempre lottare per il centro. Torniamo un attimino indietro, ora cancelliamo un po' di freccettine, altrimenti qui impazziamo. Praticamente ora qui il bianco sta lottando per il centro e infatti con questo pedone controlla questo centro, con l'alfiere controlla questo centro, quindi la casa in E5. Ora il nero in realtà è in grave difficoltà perché sostiene quella casa solo con l'alfiere, quindi con la spinta di 6, oh, finalmente c'è un altro difensore su questa casa contro due attaccanti su questa casa. Ma che cosa fa il bianco? Ci va a piazzare un altro attaccante. Ragazzi, si gioca sempre per il controllo del centro. E adesso che il bianco ha piazzato un altro difensore di quella casa, un altro controllore, ecco, controllore di quella casa, che cosa fa il nero? Ci piazza un altro controllore. Quindi un controllore, due controllori, tre controllori, un controllore, due controllori, tre controllori. Solo così le aperture e le difese sono equilibrate, quando c'è lo stesso numero di controllori da una parte e dall'altra sul centro. Va bene, andiamo avanti. Alfiere C4, giustamente come ti dicevo, questo alfiere non è stato sviluppato in D3, poiché da qui non potrà fare nulla di buono, il bianco decide di metterlo in C4. Benissimo. Ora, qui da nero bisogna fare parecchia attenzione, ma parecchia attenzione. Perché? Perché questo cavallo di 7 è vero che ti sosterrà prima o poi la spinta del pedone in E5, su questo è vero. Ma è anche vero che il cavallo di 7 ora sta tappando l'alfiere C8. Qual è il grave problema? È che c'è una casa un attimino debole, che è la casa in E6, che al momento è difesa solo dal pedone in F7. Immaginati ora una situazione del nero dove questo pedone in F7 non c'è. Immaginati quindi questa situazione, dove questo pedone è fuori dalla scacchiera.
Che cosa ti verrebbe da giocare? Sicuramente ti verrebbe da giocare la manovra di cavallo in G5 che va in E6, intrappola la donna. Riesci a immaginarti questa manovra? Oh! In che modo ora il bianco può arrivare a questo? Per esempio, con un sacrificio di alfiere su F7, la casa in E6 diventa territorio praticamente di nessuno. Sì, è controllata dal re, però il re è facilmente scacciabile. Quindi ora il nero deve prendere delle precauzioni contro questa mossa, ma gioca purtroppo la mossa B6. La mossa B6 ha un senso, cioè quello di andare a sviluppare anche l'altro alfiere in fianchetto, dato che lungo questa diagonale purtroppo non può svilupparsi perché c'è il proprio cavallo. Tuttavia, ora c'è questa mossa che è piuttosto conosciuta e nei problemi di tattica, e vi consiglio ragazzi, fate tantissimi problemi di tattica, che sia su chess.com, che sia su Lichess, che sia su Chess24, che sia su Chess Tempo, anche questo sito ve lo consiglio, molto molto fatto bene. Fate esercizi di tattica perché gli scacchi non è solo giocare ma anche e soprattutto studiare. Adesso c'è alfiere per F7 e questa mossa è devastante. Perché? La partita continua in questo modo, poi dopo vediamo le altre varianti. Continua con re che cattura su F7, cavallo G5. Cavallo G5, che cosa fa il cavallo? Minaccia il re e controlla questa casa. Ora il re va in F6, mi sembra una mossa corretta, perché da F6 deve controllare questa casa, poiché se va in E8, ci offre questa con la morte della donna nera. Se il re si ritira in F8, c'è comunque questo, con attacco doppio e comunque catturiamo la donna, con un vantaggio incredibile. L'unica mossa che tiene un po' in vita il gioco è re in F6, che controlla questa casa. Come ben sai, re in F6, il re è esposto, sta andando al centro della scacchiera. Adesso questa mossa non porterebbe a nulla, poiché il re nero riuscirebbe a catturarla. C'è bisogno di altra linfa vitale, cioè di altri pezzi che supportino l'attacco. Donna F3. Donna F3 non solo attacca il re a raggi X, si dice, cioè non appena questo alfiere si toglierà ci sarà uno scacco di scoperta, ma attacca proprio in modo attivo la torre. Quindi ora il nero deve fare una decisione. Salvo la torre o salvo il re? Oddio, il re non è che possa andare da troppe altre parti in questo momento. Il nero decide di salvare la torre con alfiere B7. Alfiere B7 è una mossa bella da una parte, brutta dall'altra. Perché è vero che ha il compito di deviare la donna dall'epicentro dell'attacco. Con alfiere B7 la donna è via dall'epicentro, alfiere H6, magari il re riesce a trovare un modo per ritirarsi. No, qui non si può ritirare perché si becca sempre questa. Comunque in qualche modo il nero riesce a trovare un modo per magari sopravvivere più a lungo, magari la perde lo stesso la partita. Tuttavia il bianco trova una combinazione che gli permette di mantenere la donna in attacco e di non andare fuori dal gioco. Riesci a vedere qual è la mossa che fa il bianco ora? Ti lascio 10 secondi per pensarci. E la mossa corretta del bianco è alfiere 5. Alfiere F5 si chiama doppio scacco questa mossa. È scacco sia d'alfiere che scacco di scoperta di donna. Da un doppio scacco devi solo scappare, poiché se per esempio provi a catturare l'alfiere non puoi, perché tanto c'è scacco di donna. Idem, se provi a catturare la donna non puoi, non è una mossa consentita, perché intanto hai anche il re sotto attacco dall'alfiere. Dunque il doppio scacco è veramente infernale, poiché costringe il nostro avversario a spostare il re. Ma pensiamo insieme dove può andare il re. Qui c'è il cavallo, qui c'è il cavallo, qui c'è l'alfiere sostenuto, non può andare da nessuna parte, qui c'è la donna, qui c'è la donna. L'unica casa libera sembra quella di andare a catturare il cavallo ed è proprio quello che vuole il bianco, cioè spingere il re sempre più avanti. Hai visto questo re? Ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo. Adesso cercheremo di portarlo sempre più verso la nostra parte. Quali sono le case ora accessibili per il re nero? Questa no, questa no, questa no, questa no, questa no, questa sì, questa sì.
bisogna trovare il modo per finalizzare l'attacco. In che modo possiamo finalizzarlo? Ci vogliono altri pezzi. Purtroppo il cavallo, ora che entra in azione, ci vogliono un bel po' di tempo. In questo caso bisogna essere più fulminei. H4. Ancora una volta dove può andare il re? Qui non può più andare, qui non può 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 andare. Può andare solo in H6. E ora che il re è in quell'angolino, in che modo riusciamo a mattarlo? Semplicemente con donna F4, l'unica casa di salvezza del re è in H5, ma in H5 seguirebbe comunque il matto. Il nero cerca una strada alternativa che è G5 e semplicemente matto con donna in G5. Wow! Tutto è nato da una debolezza delle case. Quando io dico ragazzi fate attenzione alle debolezze, a lasciare le case deboli, uno dice ma sì, ma cosa me ne frega di tutte queste cavolate delle case contro case? Frega, perché questo cavallo in D7 lascia purtroppo una debolezza qui. Queste sono case vitali nella prima parte della partita, soprattutto le case centrali, e soprattutto noi sappiamo che in uno schieramento uno dei punti più deboli è senza dubbio il punto F7 e il punto F2 che è controllato solo dal re. Quindi bisogna fare parecchia, ma parecchia attenzione. Alfiere C4, qui è proprio il sacrificio, è proprio chiamato dietro l'angolo. Per esempio, una semplice mossa, in che modo allora ci si può parare da questa mossa? Perché abbiamo visto che B6 non funziona perché è perdente. Una semplice cavallo F6 forse può funzionare? Purtroppo no. Alfiere F7 si ottiene lo stesso risultato. Cavallo G5. Ora il re si deve spostare. Attenzione, se si sposta qui perde la donna, l'abbiamo già visto. Se si sposta qui perde la donna, l'abbiamo già visto. C'è questa mossa che permette comunque al cavallo di entrare e ora la donna si deve spostare. Chiaramente qui non può andare perché c'è sempre il cavallo, qui non può stare perché c'è il cavallo, è costretta ad andare in E8, ma in E8 permette ora questa entrata, cavallo C7 con attacco doppio e comunque questa mossa è vincente ancora per il bianco. Ma allora Christian, quale cavolo di mossa può fare il bianco? Quale mossa può fare? Scusami, il nero di risposta. Neanche cavallo F6 va bene. No, va bene C6. Sì, C6 funziona? Siamo sicuri? Ti faccio vedere. Alfiere per F7. Staniamo il re. Cavallo G5. Ora il re va anche nella sua casa di partenza E8. E su questa? Su questa c'è un attacco doppio su donna e alfiere, ma c'è semplicemente donna B6. E se ora questo cavallo cattura l'alfiere scacco, ok, re in F7, ora questo cavallo è perso perché il cavallo non può andare qui perché viene catturato dal re. Qui viene catturato dal re anche se il re si espone ad attacchi, qui c'è il pedone e qui c'è il pedone, quindi questo cavallo è perso. Attualmente siamo pari come pezzi perché il bianco prima ha sacrificato un alfiere su F7 e ora tocca al bianco che deve fare qualcosa. Quel cavallo è perso e ora c'è anche un attacco qui. C'è un attacco qui che può essere assolutamente minaccioso. Che cosa fa il bianco? Non si vede come può. Quel cavallo è spacciato, ok, lo diamo per spacciato, va benissimo. Può fare, non so, donna C1, cavallo in D2, semplicemente questa mossa qui e adesso il nero sta bene. Quindi c'è stato sì un sacrificio, è vero il nero è stato stanato, è vero il nero non può più arroccare, ma è anche vero che adesso alla fin dei conti il nero si trova con un pezzo in più. Dunque la mossa chiave è la semplice e innocua apparentemente C6, che sembra appunto non far nulla, ma ha l'idea di, vedi, qui la donna è bloccata, dopo questa la donna ha una diagonale per fuggire. Per questo la manovra poi cavallo G5, cavallo E6 non intrappola più la donna, poiché questa può scappare lungo la diagonale D8 a 5. Bene, spero che questa partita sia stata istruttiva, corta ma istruttiva. Questo per non abbassare mai la guardia anche in apertura. Talvolta in apertura giochiamo mosse un po' così in automatico, anche velocemente, mi sembra giusto per risparmiare
tempo poi per il medio gioco dove c'è più da ragionare, ci sono più possibilità di tatticismi, eccetera, eccetera. Quindi va bene muovere velocemente, però attento che ci possono essere trappole molto forti anche in apertura, tant'è che in questo caso c'è cascato anche un gran maestro. Bene, io ti ringrazio per aver visto il video tutto fino a qui, come al solito ti invito a lasciare un like, un commento, iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!